Alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Eccoci qua, sono Andrea Rognoni con Cultura e Arte, la trasmissione del sabato. Vi ricordo poi quella del lunedì, Cultura Popolare Italiana, che è alle 16 di tutti i lunedì. Oggi parliamo di radio, così una cosa a caso, perché si stanno avvicinando a grandi passi 100 anni della nascita ufficiale nel mondo della radio intesa appunto come mezzo che permette di comunicare fra persone che vogliono comunicare. Avremo modo di ritornare sicuramente nel giorno esatto, che è ai primi di ottobre, manca pochissimo naturalmente, dell'appuntamento dei 100 anni, ma intanto cominciamo a impostare un certo discorso. La radio anche in Italia e in Padania, ma sicuramente la radio nel mondo, che poi si rifà naturalmente all'invenzione geniale di un certo Marconi, anche se c'è un contenzioso oggi come oggi, leggo tutto quello che è possibile leggere su questa questione, perché comunque mi interessa anche l'ingegneria o la tecnica al servizio della comunicazione, e sicuramente Marconi non è stato il solo a pensare certe cose, è stato bravo a realizzarle. È un onore e un vanto padano italiano, e sicuramente noi ne abbiamo già parlato, vale la pena sempre ricordarlo. Però la radio, al di là di chi l'ha fondata, è qualcosa che ha avuto un successo strepitoso, e quello che sorprende un sacco di gente è proprio il fatto che, nonostante sia nata dopo la televisione, che in parte l'ha surclassata per un certo periodo, siano nati i social network e tantissime altre forme, a parte i giornali ovviamente, quindi tutto il cartaceo, libri e giornali eccetera, che hanno permesso di comunicare, in realtà la radio è sopravvissuta. Prima di tutto è sopravvissuta, che è già un bel traguardo, ma poi è sopravvissuta da Dio, nel senso, lasciatemi questa battuta, perdonatemi questa battuta, da Dio, perché la radio non diminuisce i suoi ascolti. Sono nate tantissime radio nuove in tutto il mondo nel giro degli ultimi 30-40 anni, e soprattutto si è capito che la radio è insostituibile. Al di là della battuta anche un po' banale, no? La radio la posso seguire dove e quando voglio, la televisione è più complicato. Sì, adesso con Facebook io posso guardare anche molti canali, però in realtà l'occhio è più faticoso ed esigente dell'orecchio, secondo me, e l'orecchio poi, che sta a sentire sempre ovunque tutto quello che gli passa, gli arriva da qualsiasi parte, ovviamente fa la sua selezione se la struttura che fa da fonte non solo sonora ma cognitiva è di un certo valore. E qui dovremmo parlare, ma riparleremo sicuramente prestissimo, della RAI, della radio italiana, che poi è diventata televisione, ma all'inizio era RAI e continua ad avere una struttura radiofonica piuttosto potente, nonostante tutto. Che cosa? Che negli anni 70, quindi 50 anni fa, sono nate le radio libere. Le radio libere volevano essere, ve lo ricordo per chi gli si fosse scrostata la memoria, che le radio libere erano un tentativo di reagire al piattume politico, culturale, informativo e formativo della radio di Stato, e naturalmente poi, in una dimensione anche piuttosto sguaiata, le radio libere negli anni 70, 80, 90 si sono comportate come quei monelli che avevano bisogno di mostrare anche quello che non c'era, che avevano voglia di mostrare anche quello di cui non c'era bisogno, cioè tutta una serie di fattori legati alla musica, un certo tipo di musica che non sempre a tutti piace, e soprattutto a un certo tipo di struttura
informativa che in realtà, parlo delle radio locali, cosiddette libere private, che in realtà dovrebbe parlare del territorio, ma molto spesso, spiace dirlo, ha finito per parlare di tutt'altro che del territorio. Allora fortunatamente sono nate delle radio nel nuovo secolo, oppure sono nate nel vecchio secolo ma hanno rapidamente impostato un modo di trasmettere, di valutare le cose completamente diverso, che è invece legato anche al local. Una di queste è sicuramente stata Radio Padania, la nostra radio, che poi è diventata Radio Libertà. Cioè il local, il territorio, tutto quello che vale, non dal punto di vista di chi sta al centro, no? Introduciamo un argomento che adesso diventerà protagonista anche della nostra trasmissione di oggi: Roma. Non dal punto di vista romano, che rimane forte se uno ascolta la radio ancora di Stato, cioè Radio 1, Radio 2, Radio 3, ma poi anche per una questione di sensibilità nei confronti di un'offerta culturale la più varia, che non a caso i social stanno rimpiazzando in maniera fortissima. Perché, vedete, noi parliamo spesso male dei social e lo facciamo perché sulla base di un assioma morale o moralista riteniamo che sia anche la causa di tanti guai presso i giovani. È vero, però non dobbiamo dimenticare che i social hanno surrogato quella mancanza di attenzione al territorio che poi alla base anche della filosofia leghista, non della politica, della filosofia leghista, che appunto solo i social possono offrire. Cioè io, se vado a vedere Facebook, so che esattamente a Pavia, che è la bella città dove è nata e cresciuta, mi sembra, chi adesso appunto prenderà il mio posto qua in radio con la sua straordinaria trasmissione di musica classica e lirica, ma certamente io su Pavia non ho altre fonti di informative sicure, se voglio sapere cosa succede questo fine settimana, che non siano quei siti web o quelle pagine Facebook in cui mi si parla di Pavia. Ecco, c'è una festa di un certo genere, la libreria tal dei tali presentano il libro, l'ultimo libro appunto di un certo Vittorio Feltri, che adesso ci arriviamo, il latino lingua immortale, no? E quindi quello che è importante è in una radio parlare del territorio e al tempo stesso parlare dell'universo. Non è facile, noi ci stiamo provando da una trentina d'anni e quindi naturalmente impostando il discorso non in senso politico, perché l'ho già detto diverse volte, questa non è una radio politica, mi spiace, è una radio metapolitica, cioè una radio di informazione e formazione culturale che permette di capire meglio, certamente attraverso anche la sociologia, la politica, l'economia, anche, ma non solo, quello che sta succedendo attorno a noi, da un punto di vista che è un punto di vista non ideologico, ma tendente a valutare come valide e sempre importanti alcune idee, alcune intuizioni che evidentemente si ispirano ad alcuni spunti classici riguardanti il liberalismo, il conservatorismo e il leghismo, naturalmente. Per cui io quando parlo di radio voglio sempre fare certe distinzioni, anche perché sta per arrivare un altro appuntamento importante. Il 4 ottobre sono 25 anni di Radio 24. Beh, Radio 24 ha una sua audience sicuramente molto vasta e molto forte, e anche Radio 24 ha surrogato tutto quel discorso riguardante l'economia spicciola, il territorio, una valutazione più realistica e pragmatica delle cose, ma certamente anche della cultura. Noi adesso ci ritorneremo anche su Radio 24 arrivati al 25° anno, anche se
diciamo, noto che molti miei colleghi non hanno voglia di parlare di radio, di altre radio, certo, perché poi alla fine gli si fa pubblicità, no? Direte voi, vabbè, può darsi, ecco, però siamo qui a cercare di capire alcune cose che vanno al di là dell'aspetto tecnico o dell'aspetto industriale. Stiamo cercando di capire quali sono certi principi che muovono alcune decisioni come la nostra di andare avanti a collaborare da parte mia e da parte di tanti altri, a collaborare a una radio come Radio Libertà. E al di là di autocelebrazioni che sarebbero stupide, perché tutti quanti sbagliamo e tutti quanti siamo imperfetti, perché l'essere umano ha un cervello che non è quello divino, però il tentativo deve essere chiaro, ecco, perché le radio locali o private hanno in parte fallito e allora è intervenuta quest'altra tipologia di radio, che è una radio che comunque si rivolge al mondo intero, ma è parte da una conoscenza e da una valutazione di un certo territorio, di una certa identità, la parola chiave, che è sicuramente molto ma molto importante. Non siamo la sola radio, ce ne sono, abbiamo detto tante altre, non facciamo liste perché non sarebbe inutile e piuttosto stucchevole, però sicuramente tutto questo è importante. Le radio in tutto il mondo vanno avanti, mi danno buone notizie anche in America, per l'America, mi danno buone notizie per qualsiasi altro luogo e posto, perché la radio è qualcosa di così specifico che anch'io parliamo un attimo di Andrea Rognoni. Perché Andrea Rognoni non fa dei video su Facebook? Io sono su Facebook. Perché non faccio dei video che durano mezz'ora e c'hanno, come accade se uno è bravino, 3.000 visualizzazioni? Perché non sono un narcisista. Io opero in nome di una comunità, non di Andrea Rognoni. Andrea Rognoni pensa in funzione di una comunità che è la grande comunità dei radiofoni, che sono anche dei cittadini e sono anche delle persone che sanno apprezzare e approfondire alcuni argomenti di carattere culturale. E quindi mi sento orgoglioso di partecipare a una radio e non alla fabbrica di me stesso. Naturalmente questo non significa che poi nella vita privata io non sia narcisista, non sia pieno di peccatucci, però sono convinto che questa impostazione, che è io la chiamerei radiosofia è la filosofia della radio, cioè è la capacità di capire che solo attraverso la radio, più che attraverso la televisione, i social network, i giornali eccetera, noi possiamo comunicare con una comunità che è la nostra, ma anche con tutte le comunità che apprezzano la nostra e la imitano, non sul piano della stretta identità, sarebbe assurdo e sarebbe sbagliato, ma dei principi che sono fatti di attenzione, di cura verso gli altri, che non è qualcosa di fisico, anche se poi in fondo non dimentichiamo, chiudiamo questa prima parte sulla radio, la radio è anche qualcosa di fisico, è la voce, cioè voi ci distinguete per la voce e magari quando appariamo a Pontida o da qualche altra parte dice ma non pensavo che fossi così, grande delusione, no? Perché vi create magari una sorta di mitologia, ecco, Andrea Stolfi, il grande regista, Andrea Rognoni, Oretta Pierotti Cei, la dea che ci dona la voluttà della musica. Beh, non siamo degli dei, ve lo diciamo, però è proprio questo che ci fa più amabili. Siamo degli esseri umani che tentiamo di comunicare a voi quello che nella nostra esperienza, nella nostra vita abbiamo imparato. È una forma, è anche fisica, perché ripeto, le nostre corde vocali dopo 30 anni cominciano a essere usurate, ma non facciamo i vittimisti, semplicemente è un modo di far capire che c'è proprio quasi un'estensione corporea verso di voi quando ogni volta che facciamo le nostre trasmissioni parliamo di quello che ci piace parlare. Certo, poi ci sono persone che sanno scrivere meglio di parlare. Personalmente io ho scritto anche, ma
penso di essere più bravo come parlatore. Poi ognuno ha i propri gusti, perché proprio la voce può piacere o può non piacere, perché l'orecchio umano è diversificato, ha dei timbri e delle tenute diciamo modulari molto diverse, quindi a qualcuno può piacere, qualcuno non può piacere. De gustibus, e arriviamo anche al latino, de gustibus non est disputando. Quindi chiudiamo davvero e poi riallacciamoci a quello che diremo il 5 e il 7 in occasione dei 100 anni reali della radio. Saremo anche più precisi dal punto di vista storico. Vi dicevo, Vittorio Feltri, questo libro, Il latino lingua immortale, perché è più vivo che mai. Ecco, diciamo subito, noi questo libro da Vittorio Feltri non ce l'aspettavamo, perché Vittorio Feltri è uno dei più grandi giornalisti della storia italiana, in lingua italiana, ha scritto delle cose assolutamente memorabili e che rimarranno nel tempo, però è anche noto Vittorio Feltri per una certa sua acrimonia nei confronti di chi in Italia non fa esattamente il proprio dovere, e a volte l'abbiamo sentito anche parlare male giustificatamente di Roma. Allora, un libro che esalta il latino lingua immortale, ecco perché è più viva che mai, magari potrebbe sorprendere. E invece no, per tantissimi motivi. Perché è verissimo, e questo penso che molti di noi su questo molti di noi siano d'accordo, anche se ci sono sfumature. È verissimo che la Roma antica era molto più virtuosa della Roma moderna, e qui già è una bella discrimine, no? Voi capite bene che se io faccio un'asserzione di questo genere mi metto nelle possibilità di criticare fino in fondo e spietatamente, no? La città che oggi ci troviamo a gestire e a subire dal punto di vista politico, e quella che invece era la città che ha prodotto il latino, perché i romani erano latini, il latino è una lingua che è sopravvissuta, qualcuno la considera una lingua antica, in realtà, scrive Feltri, è una lingua immortale. Questo è molto importante e molto giusto. Guardate, adesso non equivocate la mia affermazione, voi sapete che Andrea Rognoni è un filosofo del leghismo e quindi non può non valutare la cosa anche dal punto di vista leghista. Allora, il problema è questo: è vero che noi del nord abbiamo una antica origine celtica che si fa ancora sentire ancora oggi, però è anche vero che senza la lingua latina non sarebbero nati tutti i dialetti, alcuni dei quali sono celti, altri meno celti, altri di altre origini ancora, ma che comunque si riferiscono alla lingua latina. Quindi e la lingua latina ha una sua bellezza e una sua dignità che va al di là di tutto, e che quindi il nostro Vittorio, che poi come sapete è anche presente spesso nelle trasmissioni della nostra radio, ha sottolineato. Anzi, lui, adesso io non vi voglio spoilerare il libro, ma sicuramente è un libro ricchissimo che parla di radici visibili e di radici invisibili. Bella questa affermazione di Vittorio, perché c'è un latino che si nasconde dietro le parole italiane, si nasconde dietro le parole francesi, dietro le parole spagnole, si nasconde dietro le parole dei nostri addirittura dialetti, fra virgolette dialetti ovviamente, lingue locali anche del nord, oppure attraverso la toponomastica. Si nasconde, ma non è irraggiungibile naturalmente, e quindi appunto questo fatto che esista
una forza del latino invisibile che sta dietro le cose va sempre proclamata. Le parole, dice Vittorio, camuffate dall'abitudine, ecco, oppure ancora l'antico che sembra nuovo. Ecco, questa tematica non poteva che lanciarla e rilanciarla Vittorio. L'antico che sembra nuovo, sì, perché viviamo in un mondo in cui un sacco di gente a livello comunicativo, culturale, informativo e scolastico spaccia per cose nuove delle cose che sono antichissime, e cioè dice: ah, guardate, sentite la novità, è veramente una rivoluzione. Ma quale rivoluzione? Niente di nuovo sotto il sole, no? Cioè, che è poi un'espressione di origine latina. Niente di nuovo sotto il sole, perché l'essere umano nelle sue parti più profonde e strutturali è rimasto simile, è rimasto abbastanza simile. Certo, io sono il primo a dire ogni epoca ha le sue caratteristiche formali molto anche diverse ed è giusto che sia così. Però attenzione, perché a volte appunto è una situazione ridicola quella di far sembrare nuovo quello che è antico. Quindi quanto? Antico quanto è il latino, per esempio, perché nel mondo latino c'erano delle espressioni che ci permettono di capire e giudicare l'essere umano in quanto tale. Quindi alla fine è una lingua viva, non una lingua morta. E qui poi nella seconda parte del libro Vittorio analizza alcune espressioni. Carpe diem, bellissima. Carpe diem, cogli l'oggi, non pensare troppo al domani. Il domani ti potrebbe tradire, non impostare tutto su un mondo che tu vorresti migliore per forza, e sono tutte utopie, sono tutte situazioni che sono frutto di una deviazione mentale, spesso e volentieri, anche se possono avere una preparazione culturale. Quindi cogli l'oggi, beh, certo, senza esagerare. Io avevo preso, io non ho niente da nascondere, avevo preso per buono la battuta perché avevo letto Orazio. Adesso tra l'altro quest'estate sono andato a vedere la presunta casa di Orazio a Venosa, e che cosa fece? Carpe diem, cogli l'oggi, mi sono bevuto 12 bicchieri di Chianti. Cacchio, porca miseria, ero cioè fuori di testa, ho rischiato di andare all'altro mondo. Poi dopo non ho più bevuto quasi niente in vita mia, perché ecco, carpe diem non significa, allora, le cose servono poi per capire il senso della realtà, anche le brutte lezioni. Carpe diem non significa goditi senza remore la realtà attraverso il piacere, il gusto, l'affrore, la follia, no. Significa usare sempre la misura, ma pensare che è meglio approfittare piacevolmente e moderatamente di certe situazioni favorevoli che hai, specialmente da giovane, perché certamente da giovane hai più entusiasmo nel fare le cose. Poi un'altra, sono tante le espressioni che vengono prese. Alea Iacta Est, Alea Iacta Est, c'è un capitolo dedicato a questo in cui dice appunto il dado è tratto secondo la vulgata di Cesare, che passando il Rubicone, che sarebbe poi la divisione fra Padania e Italia vera e propria, appunto dice: a questo punto noi siamo padroni del mondo, Alea Iacta Est. Però questa battuta è diventata giustamente anche una battuta che serve a dire: oramai quello che è fatto, non torniamo indietro, e il dado è stato gettato, è inutile recriminare. Anche questa è una bella riflessione psicologica. Veni vidi vici, questo è Cesare che arriva. Una volta si diceva a Milano: ma te sei un bauscia, ecco, perché tu vuoi sempre vincere. Beh, certo, perdere non è piacevole, però bisogna, come diceva Dalla, bisogna anche saper perdere. Doudes, un'altra battuta latina che piglia bene e amplifica il nostro. Io do per avere, neanche il cane muove la coda per niente. Quindi è ovvio che c'è sempre, secondo una misura e una regola etica, la possibilità, ma anche la giustezza e la convenienza di dare per ricevere qualche cosa. Aurea mediocritas, sì, perché comunque se non fai del male e non diventi famoso, comunque rimane mediocre e sei contento lo stesso. E ce ne sono tantissime altre che adesso non so per forza dirvi,
vi cito soltanto Tu cuoco e brute. Ecco, Tu cuoco e brute, perfino tu, cioè quando Cesare viene assalito dal figlio che col pugnale dice perfino tu mi stai uccidendo. Ecco, questa espressione noi la usiamo quando le persone ci fanno del male, non c'è bisogno di arrivare all'uccisione, anche se recentemente sono successi fatti di cronaca poco rassicuranti, però quando qualcuno ci fa uno sgambettino e non ci aspettavamo, dice ma perfino tu, caspita, io non credo più in nessuno. Ecco, siamo verso la fine della prima parte. Dopo alla fine vi ridò i ragguagli sul libro da comprare di Feltri. Volevo ricordare due figure che sono Maggie Smith, che è morta a 90 anni l'altro ieri, è stata una grandissima attrice inglese con un viso originalissimo, perché da giovane era addirittura un modello sexy, da vecchia è diventata quasi una strega. La ricordiamo nella Contessa Violet della Downton Abbey, una delle più belle serie televisive mai fatte nella storia del cinema e della televisione. Maggie Smith è morta e l'altra è Brigitte Bardot, che oggi compie 90 anni, signori. La signora Bardot compie 90 anni. In che senso? Che il mito del cinema mondiale degli anni 60 è riuscito ad arrivare a 90. Per noi ragazzi era la donna più bella del mondo, anche se qualcuno diceva assomiglia a un cane pechinese, ma perché allora andava di moda il cane pechinese. La bellezza non è un criterio oggettivo assoluto, ecco, è qualcosa che cambia col tempo. Allora Brigitte Bardot è là con i suoi cani, i suoi gatti, i suoi cavalli, in Provenza, in Costa Azzurra, che se la sta godendo. Brigitte, rimani immortale se è possibile, non lasciarci, non abbandonarci, perché sei un mito incarnato. Grazie ancora, adesso il break, a dopo con Tognini. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Eccoci qua, siamo nuovamente in onda e dovremmo avere ai nostri microfoni telefonici, che il gioco fra telefono e radio è molto astuto e fa onore anche al telefono, il nostro Toglini. Marco, ci sei? Pronto? Sì, buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri ascoltatori, un saluto da Bruxelles. Benissimo, Bruxelles, la virtuale capitale d'Europa. Poi dopo adesso non perdiamo tempo per discutere la validità di questa definizione. Allora, oggi vorrei parlare con te del decennale di quell'anno incredibile, bagnatissimo, perché poi io sono anche attento molto al clima, ha piovuto più nel 14 che nel resto degli anni 10, e in cui si insediò al governo un certo Matteo Renzi. Allora, noi siamo degli storici, riteniamo che dopo 10 anni si parli di storia contemporanea. Questa è una pagina di storia contemporanea. Il fatto che Renzi sia ancora giovane, sia ancora parlamentare, sia ancora, diciamo, in assedio di guerra, è una guerra che sta facendo soltanto lui da solo, per la verità, e non si capisce dove voglia andare a parare. Ma non cominciamo con le battute. Tu sei una persona che di tale conoscenza e sensibilità che sei in grado proprio di raccontarci cosa avvenne in quel fantasmagorico, nel bene e nel male, 2014, che fece sì che Renzi insomma cominciò a imporsi come
personaggio nuovo, homo novus, no? Tanto perché abbiamo parlato del latino qua, di Vittorio Feltri, latino lingua immortale, ecco, ecce homo, Certo. homo novus, eccetera, eccetera, che è in grado, doveva essere in grado, insomma, con una sorta di bacchetta magica di migliorare l'Italia. Cosa fece in realtà in quel 14? Cosa pensò? Cosa progettò? Cosa fece che cominciò a lasciare un po' interdetti e perplessi gli italiani? A te la parola, Marco. Grazie Andrea, diciamo che il 2014 è un anno chiave, è l'anno della consacrazione di Renzi, ma è l'anno in cui lui diciamo non può più neanche farsi scudo del suo essere dietro le quinte, ma essendo poi Presidente del Consiglio dovrà prendere finalmente quelle prese di posizione che assolutamente aveva sempre scansato o diciamo così preso solo in maniera molto teorica, e poi ci saranno evidentemente tutta una serie di errori e di scivoloni. Tu mi hai stuzzicato perché mi parlavi di un Renzi tra Pinocchio e Malocchio, nel senso che comunque Pinocchio per le contraddizioni, le ipocrisie, le piccole e grandi bugie di Renzi, che sono diventate in certi casi anche molto proverbiali. Certo. La principale è quella Enrico stai sereno, quando nel gennaio del 2014 lui smentisce di voler fare le scarpe a Enrico Letta, e poi in realtà sarà quello che farà solo il mese dopo, diciamo, solo pochi giorni dopo. Lascio la politica se perdo per quanto riguarda il referendum, mai con i 5 Stelle, ribadita anche ultimamente. Durante la crisi del 2019 noi ce lo ricordiamo bene perché ci fu quella crisi del governo giallo-verde, disse chi perde le elezioni non può andare al governo, invece fece di tutto per ritornarci, insomma, ecco. Ricordo un settimanale cattolico che fece come i 7 peccati capitali, le 7 principali bugie di Renzi, il no al matrimonio e alle adozioni omosessuali che lui portava, diciamo, da quando era un alfiere dei giovani democristiani nel 2007, dicendo non bisogna essere cattolici per difendere la famiglia, eccetera. Poi in realtà vediamo che Renzi, che fa suo anche un certo opportunismo di tutta la sinistra, anche quella comunista, per piacere, diciamo, alla nomenclatura europea e a un certo laicismo della sinistra anche massimalista, poi sarà l'uomo delle unioni civili, sarà l'uomo degli 80 euro che dirà, insomma, diminuiamo le tasse. In realtà con il redditometro e con una pressione fiscale nominale che arriva addirittura al 68% calcolando tutte le tasse, i dati sono della Banca Mondiale, insomma si arriva a una situazione veramente incredibile. Parlerà molto di riforme funzionali, di riforme che dovrebbero democratizzare il paese. In realtà questa riforma, ma poi ci torniamo, vuole soprattutto lasciare mani libere sul processo legislativo, con una legge poi a doppio turno, che è quella che ha sempre voluto la sinistra per poter fermare le forze di cambiamento. L'abbiamo visto anche recentemente in Francia, che le forze, diciamo, più reazionarie e anche quelle un po' più lontane dal cambiamento uniscono le loro reciproche debolezze e fermano invece magari il partito che è in volo, diciamo, che è più gradito anche agli elettori in quel momento. Parlò di governo dell'immigrazione e poi in realtà abbiamo saputo dalla viva voce addirittura di Emma Bonino che c'era stato uno scambio europeo sui migranti, per cui l'Italia, in cambio di un atteggiamento buono sui conti europei, si sarebbe tenuta tutti i migranti. Diceva, c'era una grande enfasi anche sull'essere rispettati in Europa, essere leader in Europa. In realtà abbiamo visto come ci sia stato un ruolo molto subalterno anche in altri governi della sinistra, alla Francia, e solo posti per gli amici, come la Mogherini piazzata qui come alto rappresentante per la politica estera, quando in realtà poi l'Europa non riesce a combinare una politica estera vera e propria. Quindi per dirla breve, un uomo immaginifico senz'altro, perché
basta leggere i titoli dei suoi libri, io me ne sono appuntato qualcuno. Il giovane Renzi che parla tra De Gasperi e gli U2, i trentenni e il futuro, A viso aperto, La Mi Firenze, La bellezza tra Dante e Twitter, poi più avanti La mossa del cavallo, ultimamente Il mostro, per dire appunto di come gli avevano anche distrutto l'immagine. Quindi sicuramente molto bravo a suscitare attenzione, bravissimo insomma a fare politica nel senso anche deteriore, se vogliamo, nel senso dei contatti con le lobby, nel senso dell'essere un po' democristiano, tutto il contrario di tutto. Ebbene, Renzi in quell'anno, nel 2014, è il dominus. Perché? Perché è passato negli anni da tre diversi appuntamenti referendari, ce lo ricordiamo contro Bersani e Vendola, ce lo ricordiamo contro Cooperno e Pittella. Lui rafforza la sua immagine di uomo riformista all'interno del PD. Ben inteso, le primarie PD sono molto, indirizzate dalla stessa nomenclatura del PD. Possiamo dire che sia una grande operazione di immagine e che spesso il PD abbia piazzato anche in momenti di difficoltà, come era quello, perché poi si veniva dalla sconfitta di Bersani, dall'appannamento del governo Letta. Ebbene, il PD, come ho detto anche in altre situazioni, un po' come Crono che divora i suoi figli, cerca di dare un'imbiancata ad un apparato che invece fa sempre gli affari suoi, un apparato che vuol dire partito, vuol dire sindacato, vuol dire elite, vuol dire rapporti con la grande industria, i vari De Benedetti, eccetera, ecco. Ebbene, Renzi in quell'anno deve dimostrare che lui è in grado di essere un leader europeo affermato. Il passaggio della campanella con Letta è uno dei più gelidi che si ricordi, quello a febbraio, perfino più gelido di quelli invece molto più cordiali tra Prodi e Berlusconi, persino tra Conte e Draghi. E sicuramente cerca di cavalcare tutte le situazioni del momento, quindi l'Expo di Milano, che poi in realtà nasce da un progetto bipartisan molto più lontano, la Mogherini, come vi dicevo, spedita nell'Unione Europea, una presenza sui luoghi di tutte le varie situazioni anche abbastanza scabrose per avere questa visibilità. D'altronde lui è l'uomo della Leopolda, è l'uomo che comunque cerca di dimostrarsi come un personaggio anche anticasta, nonostante poi abbia avuto grossi problemi, diversi procedimenti contro di lui, però nel suo immaginario lui deve essere un po' Fanfani, un po' Tony Blair, ecco. E quindi tra le varie iniziative c'è questa importante della riforma costituzionale, la riforma Renzi-Boschi, Maria Elena Boschi, altro personaggio della galassia renziana, venuta appunto con lui nel grande gioco della politica. Riforma costituzionale che si prefigge di fare quello che in altre situazioni precedenti non si era riusciti a fare. Io ricordo bene la riforma del centrodestra del 2006, che prevedeva già allora un taglio dei parlamentari, un Senato federale, che prevedeva alcune competenze esclusive per le regioni, ma anche per esempio delle clausole sull'interesse nazionale e quant'altro, quindi anche una riforma sicuramente molto più equilibrata di quella, ma che venne distrutta dal PD, da Veltroni stesso, che però disse poi però dovremmo farle noi le riforme. Insomma, c'è sempre questa propaganda, però quando si arriva poi al dunque il PD sta dalla parte della
peggior conservazione appunto del peggio in questo senso. La riforma Renzi è molto mediatica perché parla di un superamento del bicameralismo perfetto, con però un rapporto tra Camera e Senato nel processo legislativo che è veramente molto farraginoso, perché non viene, diciamo, specializzato. L'idea del Senato federale secondo me resta ancora un'idea vincente e allora non venne utilizzata. C'è un contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, però tagliando anche organi importanti o tagliando alcune funzioni alle regioni. Si parlerà molto del CNEL e di altre situazioni, però diciamo in via definitiva quel famoso referendum costituzionale che ci sarà poi più avanti è la conclusione di un meccanismo in cui Renzi cerca di mettere tutto se stesso per dimostrare che il suo governo, che va via via insomma un po' peggiorando nell'appeal del paese, in realtà può fare ancora qualcosa di importante. Non ci riuscirà, nonostante insomma i suoi buoni propositi. Riuscirà ad avere accordi con la CISL, con la Coldiretti, ovviamente con Confindustria, ma in quel momento, poi in quella parabola appunto successiva del referendum costituzionale, le forze sia del centrodestra che di una parte della sinistra smonteranno un po' questo discorso. Lui si sentirà un po' la vittima sacrificale, ma tutt'altro che vittima è Renzi, che comunque è e resta un personaggio assolutamente indicativo della vita politica italiana, dove per contare si è sempre pronti a cambiare idea e per vincere si è sempre pronti a cambiare posizione, perché l'importante è vincere anche quando magari si passa da una barricata all'altra. Insomma, ecco, questa è un po' la visione di quell'anno, delle grandi anche operazioni di facciata che portò avanti. Si ricordano per esempio di quell'anno 2014 del governo Renzi i nomi che vengono dati ai provvedimenti legislativi, dei nomi che devono essere molto attrattivi, quindi ci sarà il Jobs Act per quanto riguarda il lavoro, la buona scuola, lo sblocca Italia, diciamo, al di sotto del quale in realtà ci stanno provvedimenti comunque abbastanza scialbi, diciamo, con poco colore, ecco. Però da questo punto di vista, ripeto, la grande capacità di suscitare, diciamo, reazioni è e resta importante, nonostante un PD che l'ha chiamato nel momento del bisogno ma non l'ha mai amato. La stessa Bindi, che insomma viene dalla stessa area cattolica di Renzi e che ha condiviso il passaggio dalla Margherita poi al Partito Democratico, ha sempre parlato in più occasioni di Renzi e del renzismo come di un virus tuttora presente nel PD. Quindi questo è un po', diciamo, questa è un po' l'immagine di Renzi. Tu mi dicevi tra Pinocchio e Malocchio, ecco, anche Malocchio, se vogliamo, nelle miserie della politica italiana, perché diciamo si ricordano molto anche i casi in cui Renzi ha un po' portato sfortuna, dalla sollecitata vittoria di Hillary Clinton, lui citò Monicelli, speriamo che sia femmina, fino al famoso tifo indiavolato nelle Olimpiadi, appunto nella 31esima Olimpiade, per l'Italvolley, che poi in finale perse contro il Brasile. Quindi ecco, sono le miserie di un uomo anche che cerca di essere sempre mediatico, sempre sulla cresta dell'onda, anche non dovendolo, perché nessuno evidentemente lo obbliga a fare il tifo o schierarsi su qualunque cosa, ma questa voglia di essere presente, diciamo, rovina poi la mediaticità dell'uomo e magari cancella anche
le cose eventualmente buone che può aver fatto. Ecco, è uno dei tratti comuni della nostra epoca. Ecco, questo mi sento di poter dire in prima analisi. Sì, all'interno di una condizione che è diventata molto diffusa, no, del velleitarismo di molti politici, lui si distingue però appunto per una personalità che è veramente degna, secondo me, della psicanalisi sia freudiana che junghiana. Mi vengono in mente due episodi. Il primo lo cito, l'avevo già citato un'altra volta, è banale, stupido, può sembrare fuori luogo, ma non lo è. Allora, nel 2014, che io trascorsi tra l'altro in Versilia, quindi avevo notizie in prima mano, anche perché molti altri rappresentanti del governo stavano in Versilia, bene, lui c'era di moda il fatto di rovesciarsi un secchio d'acqua in testa, quasi non bastasse tutta l'acqua che veniva dal cielo. Lui lo fece per dire: guardate che io sono un essere comune, non ho niente di diverso dagli altri, quindi anch'io seguo la moda di buttarmi in testa un secchio d'acqua. È veramente di una sconcertante banalità, sciatteria e prosopopea questo gesto. E la seconda scelta furono le famose slide, mi sembra nell'autunno, esattamente 10 anni fa. Cioè lui produsse un video in cui mostrò uno dopo l'altra per ogni slide ogni passaggio di tutto il macro progetto del governo, come se si trattasse di una conferenza, di portare a termine una conferenza che era già un'ipoteca sicura dal suo punto di vista, no? Queste slide anche abbastanza risibili, che degne appunto di un grande conferenziere, ma non di un politico che è anche più pragmatico, perché poi c'è anche questo aspetto però secondo me di mancanza di realismo da parte sua. Ecco, e queste slide poi fecero il giro del mondo, ma ben poche vennero attuate secondo sia la logica sia, diciamo, il contenuto reale di esse. Quindi era diventato il re della narrativa, di un'autonarrazione, quindi autoreferenziale, che non portava da nessuna parte. E poi più in generale io mi chiedo, ecco, dimmi. Ti direi, Andrea, in questo senso ti direi che ha cercato di recuperare il meglio, se vi ricordate, anche di Berlusconi, anche per accreditarsi come centrista, quando Berlusconi, soprattutto sul tema delle grandi opere, aveva sempre questi grandi plastici piuttosto che queste grandi mappe, in cui però Berlusconi parlava di progetti oggettivamente già finanziati. Invece Renzi in questo caso è stato sempre molto più aleatorio, ma come aleatori sono stati i suoi rapporti molto, come dire, amicali, da pacca sulle spalle, anche in questo molto berlusconiano, con Hollande, con la Merkel. Si ricorda il rapporto con Obama, insomma lo Yes Weekend, il fatto che riuscì a strappare addirittura un'intervista di Obama in cui Obama diceva: ma spero che passi il referendum. Vi ricordate quel famoso politico americano democratico che aveva fatto la campagna di Obama, Jim Messina, che si sarebbe occupato anche di quella del referendum. Insomma, arriviamo a una, diciamo, quasi a una voglia di essere mediatico, ma non sempre, anzi quasi mai, i contenuti sono andati di pari passo con la mediaticità, che è un po', ripeto, il male. Assolutamente. Adesso non voglio infierire, perché comunque, se vogliamo raccontare anche i pregi, sicuramente dal punto di vista dell'eloquio 7+, ecco, 7+, come dicevano Cocchi e Renato, non ci sono dubbi, c'è una capacità di convincere su cose che sono probabilmente soltanto il frutto di una mente immaginifica. Mi sembra che hai usato anche tu all'inizio questo, ecco, d'annunziana. Ecco, ma poi se valutiamo adesso tutto quello che accadde allora
a lungo termine, quindi fino ad oggi, noi abbiamo l'impressione che il Partito Democratico sia stato usato da lui come un tram per arrivare al successo, perché poi a un certo punto lui ha detto vabbè, a questo punto io mi faccio il mio partito, ma che scherziamo, Italia Viva, ma volete mettere il Partito Democratico? Io sono qualcosa di molto di più del Partito Democratico, sono Italia Viva, cioè qualcosa che stava soltanto nella sua mente un po' bacata. E poi quando mi confluisce nel centro attraverso Italia Viva assieme a Calenda, lì abbiamo proprio un crollo di tutte le promesse e di tutte le possibilità, perché poi io sono convinto, perché si dice spesso ma oramai l'Italia è bipolare e il centro fa fatica. Sì, fa fatica perché c'ha anche due personaggi che non convincono, che si chiama Carlo Calenda e Matteo Renzi, che sono due personaggi, si dice in milanese maltra insieme, e infatti si sono divisi anche abbastanza presto, ciascuno con delle fissazioni mentali diverse, che a secondo dell'educazione che hanno ricevuto, e che hanno prodotto un disastro totale. Per quanto riguarda, tu come la pensi da questo punto di vista? Io ti dico, è la dimostrazione, al di là appunto dell'opportunismo, quindi insomma che nel 2021 fa cadere Draghi, 2022 fa il terzo polo con Calenda, perché evidentemente ha bisogno di venire rieletto, però da Calenda si stacca e quant'altro, fino a quando alla fine, alle ultime europee di quest'anno, hanno fatto due liste diverse, quando magari uniti sarebbero riusciti forse a passare il quorum. In ogni caso, io credo che sia soprattutto la dimostrazione di un certo tipo di vacuità del liderismo sganciato da un qualsiasi vero lavoro di partito. Cioè, oggi purtroppo la forma partito è quasi diventata solo un mero comitato elettorale di Tizio, di Caio o di Sempronio. Bisogna recuperare non già le grandi scuole di partito, gli apparati, eccetera, però bisogna recuperare una capacità di lavorare di squadra, che queste persone millantano oggi in tanti casi, ma che poi il loro protagonismo, il loro egoismo, eccetera, porta sempre a distruggere tutto. È chiaro che Renzi avrebbe potuto fare molte cose con un PD alle spalle. Poi evidentemente il PD è, come dicevo appunto prima, un po' cronaco, divora i suoi figli, e lui ha fatto la scelta di andarsene. Però il problema è che devi essere anche disposto, se vuoi ricominciare tutto, a lavorare, a portarti dietro delle persone, degli uomini, eccetera, che non sia solo per il tuo ego personale, ma che produca qualcosa. Invece questi continui cambi di leadership, eccetera, sono fatti, insomma, senza voler cadere nel qualunquismo, per conservarsi un po' la cadrega e la visibilità, ma non basta evidentemente la visibilità per intervenire in maniera concreta in politica. Ecco, la butto lì, è una cosa anche forse banale, ma è la chiave un po' di quello che accade oggi. Assolutamente. Adesso io cito due libri che di cui avevo parlato prima, poi ti faccio una battuta finale, siamo negli ultimi minuti. Vittorio Feltri, Il latino lingua immortale, perché è più vivo che mai, Mondadori, e per la National Geographic, da prendersi assieme alla rivista Storia di Roma, autori vari, La mitica fondazione di Roma. Come vedi, cose molto leghiste. Infatti Vittorio, che è, secondo me è il vero genio del giornalismo italiano, ci ha un po' sorpreso in effetti. Non voglio adesso sentire la tua idea, perché non così ti lascia un po', ti lascio decantare la faccenda, ma lo sto dicendo in senso buono, perché è un libro che veramente consiglio anche a te, quello di Feltri, il latino lingua immortale, perché ci fa capire a che cosa serve ancora il latino. Purtroppo, ma da classicista dimmi. non posso che essere d'accordo, comunque, da classicista non posso che essere d'accordo. D'altronde il mondo latino e il mondo celto-germanico si sono integrati molto bene. Basterebbe pensare nelle nostre terre a Virgilio, a Plinio, a tanti personaggi che sono la fusione perfetta anche del mondo
del mondo celtico e dell'importante mondo romano, senz'altro. Assolutamente. Invece, tornando su Renzi, che futuro vedi, sinceramente? Tu vedi un tramonto? A proposito, la prossima volta ti voglio sulla Fiat, quando riuscirai ad avere nuovamente tempo a disposizione, perché la Fiat è veramente un fenomeno che sta morendo definitivamente, quindi voglio il lento tramonto della Fiat. Ecco, ma Renzi si può fare, ma questo Pinocchio, super Pinocchio, non a caso nato in Toscana, che fine farà secondo te? Adesso io non voglio, so che non hai la sfera di cristallo, però una tua battuta finale che siamo in conclusione. Ma certo, non ho il palantir per poter guardare nel futuro, però ti dico sicuramente una fine diversa da quella che si immagina lui, perché lui oggi, che è anche bellissima battuta del mondo arabo, eccetera, lui si immagina come ex premier magari di poter essere utile ancora al Consiglio europeo o addirittura come segretario generale della NATO. In realtà io credo che fino a quando non troverà alle spalle anche una formazione politica ben consolidata, lui farà il battitore libero, ma come tutti i battitori liberi hanno il loro quarto d'ora di fama, sicuramente tornerà, sicuramente se ci sarà un'occasione in cui potrà far pesare la sua presenza anche risicata in Parlamento lo farà, per cui sicuramente farà ancora parlare di sé, ma non credo che costruirà molto più di quanto ha fatto. Grazie Marco, un abbraccio a tutti. Venezia risorga Venezia per sempre. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.